Questo non proprio, senti, vedi qui. Siamo pronti per iniziare il nostro incontro di preghiera e di veglia. Gli ultimi stanno arrivando e spero che possano trovare posto, ma c'è ancora un po' di posto anche quassù. Questa sera vogliamo presentare a Dio il nostro grazie per la recente beatificazione di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, già vescovo della Chiesa che è in Vittorio Veneto. E proprio perché nostro vescovo vogliamo guardare a Giovanni Paolo I, perché ci aiuti a guardare la nostra Chiesa diocesana come l'ha guardata lui, con cuore di padre e di maestro. Albino Luciani, che ha amato questa Chiesa di Vittorio Veneto, ci sostenga in questo amore per la nostra Chiesa diocesana. Stasera chiediamo a Dio, per intercessione del nuovo Beato, di poter amare la nostra Chiesa diocesana all'inizio di un nuovo anno pastorale, mentre ci viene consegnata anche la lettera pastorale del Vescovo Corrado. La preghiera che ora iniziamo ci apra dunque al dono dello Spirito per lasciarci guidare e condurre attraverso città e villaggi, annunciando il Vangelo a tutti gli uomini amati dal Signore. Possiamo seguire tutta la preghiera sul libretto che avete ricevuto e iniziamo a pagina 3 con il canto. Ci mettiamo in piedi. Qui
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si può accendere una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. O luce radiosa che splendi nelle tenebre, o fuoco che ardi in ogni cuore, illumina la tua santa Chiesa. Sapienza eterna che guidi nel mistero, memoria santa di salvezza, splendore che illumini le menti, consiglio purissimo, rischiara i cuori e guida coloro che confidano in te. Fortezza potente che reggi l'universo, coraggio e sostegno nel cammino, vittoria sicura nella prova. Divino intelletto, raggio puro di grazia, che sveli il volto del Signore. O scienza infinita, o Spirito di Dio, che tutto abbracci e tutto penetri, donando alle menti la tua luce. Preghiera dolcissima, respiro di grazia, pietà che riscaldi i nostri cuori. Timore di Dio che susciti nei cuori l'amore dei figli verso il Padre. Tu rendici eredi del tuo regno. Preghiamo. O Dio, Padre della luce, che conosci le profondità dei cuori e chiami tutti ad essere santi come tu sei santo, apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci possiamo sedere e dopo aver invocato la luce dello Spirito Santo, meditiamo su alcuni temi e priorità che sono emersi dal documento proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana per il cammino sinodale. Il documento si chiama I cantieri di Betania e vogliamo riflettere su come Luciani ha vissuto in fondo nella sua esperienza di vita queste stesse priorità.
si apre per noi il cantiere della strada e del villaggio, dove presteremo ascolto ai diversi mondi in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè camminano insieme, a tutti coloro che formano la società. In particolare, occorrerà curare l'ascolto di quegli ambiti che spesso restano in silenzio o inascoltati. Sono spazi in cui la Chiesa vive e opera, attraverso l'azione personale e organizzata di tanti cristiani. E la fase narrativa non sarebbe completa se non ascoltasse anche la loro voce. Tu sei insieme indiscibilmente politico e cristiano, sposo e cristiano, industriale e cristiano. Non avvenga mai che il primo si mangi il secondo. Tu non hai ore in cui sei cristiano e ore in cui sei soltanto artista o industriale o avvocato. Ai laici impegnati nel mondo del lavoro, 9 maggio 1963. Queste parole di Luciani ci aprono all'ascolto ora di una breve testimonianza scritta da Maria Zanin di Soler. Maria parla di suo papà e di Luciani. Ecco, Maria non poteva essere qui stasera a leggerla e allora ci legge la testimonianza Maria Luisa. Mio papà, Aldo Zanin, aveva una grande simpatia per Albino Luciani. Lo considerava uno di famiglia, quasi coetaneo, un po' compaesano e un po' collega. Era nato infatti a Soler nel 1914 e negli anni 30 e 40 aveva frequentato tutti quei paesi del Bellunese, Agordo, Alleghe, Falcade, Cencenighe, Caprile, dove d'estate c'era tanto bisogno di manodopera per falsare l'erba. Partiva in sella la sua bicicletta carico degli attrezzi da lavoro e attraverso il San Boldo raggiungeva la meta. Era un'avventura piena di incertezze. Dormiva nei fienili in posti sempre diversi, per un lavoro faticosissimo, che richiedeva tanta forza fisica, esperienza e grande impegno. Quando venne a sapere che anche Luciani, da giovane seminarista, passava le vacanze estive ad aiutare la famiglia e si era specializzato nel falciare l'erba, provò una grande gioia, perché a segar col faldin non ci si può improvvisare, e per questo lo sentiva anche un po' collega. Non so se mio papà e Luciani si siano mai incontrati. So che dopo la sua morte è venuto a Roma sulla sua tomba e il più bel regalo che gli si poteva fare era di portarlo a visitare quei paesi di montagna che li avevano visti da giovani respirare la stessa aria e percorrere le stesse strade, proprio come si fa con un amico che non si può dimenticare. Per questo oggi sono sicura che faranno gran festa insieme e non mancheranno le battute spiritose su quel Papa, oggi beato, che sapeva anche segar col faldin. Roma, 4 settembre 2022, beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. Gesù, che ci
Le comunità cristiane attraggono quando sono ospitali, quando si configurano come case di Betania. Nei primi secoli e ancora oggi, in tante parti del mondo, dove i battezzati sono un piccolo gregge, l'esperienza cristiana ha una forma domestica e la comunità vive in una fraternità stretta, una maternità accogliente e una paternità che orienta. La dimensione domestica autentica non porta a chiudersi nel nido, a creare l'illusione di uno spazio protetto e inaccessibile in cui rifugiarsi. La casa che sogniamo ha finestre ampie attraverso cui guardare e grandi porte da cui uscire per trasmettere quanto sperimentato all'interno. Attenzione, prossimità, cura dei più fragili, dialogo, e da cui far entrare il mondo con i suoi interrogativi e le sue speranze. Con il sorriso, Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. È bella una chiesa con il volto lieto, il volto sereno, il volto sorridente. Una chiesa che non chiude mai le porte, che non inasprisce i cuori, che non si lamenta e non cova risentimento. Non è arrabbiata, non è insofferente, non si presenta in modo arcigno, non soffre di nostalgie del passato, cadendo nell'indietrismo. Preghiamo questo nostro Padre e Fratello. Chiediamo che ci ottenga il sorriso dell'anima, quello trasparente, quello che non inganna, il sorriso dell'anima. L'attenzione verso le relazioni fraterne e familiari si percepisce nell'esperienza di Luciani. E questo arriva anche al cuore dei giovani. Ecco perché abbiamo chiesto a Christian, 23 anni, di Anzano, di raccontarci la sua esperienza con Luciani. Buonasera. Ho avuto la fortuna e anche la grazia di partecipare al pellegrinaggio per i giovani chiamato Beato Io. È stata un'esperienza bellissima che ha unito i giovani delle diocesi di Belluno, Feltre, la nostra diocesi di Vittorio Veneto e quella di Venezia. Il gruppo che si è formato di circa 30 ragazzi accompagnati da 5 sacerdoti ha percorso gli ultimi chilometri della Via Francigena e la meta era Roma e in particolare le celebrazioni per la beatificazione di Papa Luciani il 4 settembre. Lungo le tappe ci siamo fermati a sostare presso santuari e presso realtà oratoriali. Vorrei sottolineare alcuni aspetti di questa esperienza. Innanzitutto quella del camminare e del camminare insieme, come ci invita questa sera il Vescovo Corrado, cioè quello di camminare attraverso città e villaggi. Anche noi giovani in questa esperienza abbiamo camminato attraverso città e villaggi, abbiamo conosciuto posti bellissimi, realtà meravigliose, ma soprattutto abbiamo conosciuto persone e volti e sicuramente questo conoscere persone e volti che ci hanno accolto e anche calorosamente ci ha fatto continuamente sentire a casa. Molto più perché molti di noi non si conoscevano, sono partiti senza conoscere nessuno e alla fine sono tornati avendo conosciuto tante persone
e soprattutto avendo instaurato tante amicizie che siamo sicuri che continueranno nel tempo. Sicuramente a guidarci in questo viaggio è stato Papa Luciani. Per noi è stata un po' una bussola per il nostro cammino. L'esperienza è stata un pellegrinaggio e come tutti i pellegrinaggi si fanno sì sulle gambe, percorrendo diversi chilometri, ma si fa innanzitutto interiormente, cercando di arricchire la propria fede, e sicuramente Papa Luciani ci ha dato la possibilità di riflettere anche sul che cosa significa essere santi oggi. L'esperienza si chiamava proprio Beato Io, quindi Beato Te, e ci ha fatto proprio capire cosa significa al giorno d'oggi essere santi e che è possibile essere santi. Sicuramente Luciani ci dà una prospettiva, un aiuto in questo a noi giovani, e sicuramente il saper dir di sì con la sua determinazione, la sua fermezza, ma anche saper dir di sì con umiltà, e quindi apprezzando le nostre capacità, i nostri talenti, ma anche vedendone i limiti. E questo soprattutto per noi giovani che siamo chiamati a vivere in un mondo anche pieno di competizione, sia a scuola che nel mondo lavorativo. Saper dir di sì con umiltà sicuramente ci aiuta a instaurare delle relazioni più umane, anche al di là delle forme di perfezionismo. Alla fine del pellegrinaggio abbiamo fatte nostre le parole del Beato Luciani, Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, i miei peccati, ma fammi diventare come tu vuoi e come anche io voglio. Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale focalizza l'ambito dei servizi e ministeri ecclesiali. Per vincere l'affanno e radicare meglio l'azione nell'ascolto della parola di Dio e dei fratelli. È questo che può distinguere la diaconia cristiana dall'impegno professionale e umanitario. Spesso la pesantezza nel servire nelle comunità e nelle loro guide nasce dalla logica del si è sempre fatto così, dall'affastellarsi di cose da fare, dalle burocrazie ecclesiastiche e civili incombenti, trascurando inevitabilmente la centralità dell'ascolto e delle relazioni. – 13 settembre 1978. Mia madre mi diceva quando ero grandetto: da piccolo sei stato molto ammalato. Ho dovuto portarti da un medico all'altro. Ho dovuto star su delle notti intere. Mi credi? E come avrei potuto dire: mamma, non ti credo? Ma sì che credo. Credo a quello che mi dici, ma credo specialmente a te. E così è la fede. Non si tratta solo di credere alle cose che Dio ha rivelato, ma a Lui, che merita la nostra fede, che ci ha tanto amato e tanto ha fatto per amor nostro. La formazione spirituale, quella che tiene accesa e viva la fede, ma che tipo di formazione aveva in mente Luciani?
Ce lo racconta Don Domenico Salvador. Ecco, buonasera. Non è perché è il posto più importante, perché ho delle scartoffie anche da collocare in questo piano. Allora, io vorrei dare una testimonianza in 2 parti. Ecco, spero che non sia venga tanto lunga, perché sono accusato di essere un chiacchierone qualche volta. Ecco, però insomma cerchiamo di essere. Intanto ringrazio l'opportunità di comunicare un poco del tanto che ho ricevuto dal Signore attraverso il servizio straordinario del nostro Beato Luciani. Io appartengo a quella quindicina fortunata del corso di propedeutica dell'anno 1959, è l'anno dell'ingresso di Luciani qui a Vittorio Veneto in gennaio. Eravamo in 15, c'è anche Don Ermanno, tra i 15 qui presente, che lo hanno avuto per 5 mesi come vescovo insegnante di filosofia. Ho già scritto sull'azione del 14 di agosto qualcosa su questo. Pensate, il vescovo insegnante. E posso dire che non ha sfigurato né come vescovo né come insegnante. Ecco, questo è importante. Era straordinaria la sua maniera di rendere accessibili i concetti più elevati e spesso più complicati della materia. Era la gnoseologia o dottrina della conoscenza e la psicologia razionale. Nell'intrico dei filosofi e delle teorie, pensate Spinoza, Kant, Hume, eccetera, mamma mia. Mentre spiegava, ecco, sapeva bene la materia perché aveva fatto anche su questa la tesi di laurea, l'origine dell'anima umana secondo Rosmini, era proprio padrone della materia. Perciò mentre spiegava ci guardava in faccia, perché la padronanza della materia gli permetteva di controllare la recettività degli alunni e di accompagnarci per gli ardui sentieri del pensare. Tra noi alunni c'erano differenti modi di recepire la materia, ma la genialità didattica, proprio mi sento di usare questa parola, del vescovo professore sapeva comunicarla bene a tutti. E possiamo dire veramente qualcosa di straordinario per la chiarezza, la pazienza e soprattutto la maniera di porgere. Qualche volta arrivava in ritardo perché aveva altri impegni, sempre chiedeva scusa. Cosa impressionante. In questo consiste l'originalità del Beato Luciani, partendo dalla polvere, con cui nella sua umiltà si identificava, sapeva salire con gradualità e lucida intelligenza ai più alti gradi del sapere e illuminare gli aspetti più reali e a volte impegnativi della vita in rapporto anche con la fede. Non mescolava vita e fede, però sapeva creare le distinzioni. E il suo è stato un servizio umile e luminoso. La trasparente profondità della sua intelligenza e l'ampia e accurata preparazione culturale, sorretti da una invidiabile memoria, che tutti conosciamo, gli permettevano di comunicare quella saggezza e ricchezza interiore, valorizzando le caratteristiche delle persone a cui si rivolgeva e che sempre amava. Noi ci sentivamo capiti e accolti e amati dal professore. Il suo metodo, che viene espresso mi pare nel suo primo libro, non ho conosciuto, Catechetica in briciole, a scuola, nelle prediche, negli scritti, nei discorsi, era fondamentalmente catechetico, variamente giocato secondo la differenza degli argomenti, degli ambiti e del pubblico. Io l'ho sentito una volta parlare al gruppo di professori Vittorio Veneto, quanta competenza e quanta attenzione
alle varie esperienze dei professori, alle varie competenze. Perciò riusciva a risintonizzare con tutti e in un certo modo tutti lo sentivano come uno di casa. Quando specialmente parlava ai ragazzi, ai bambini, agli anziani, a tutti comunque, un membro della propria famiglia. Il nostro beato riusciva a comunicare l'amore che viveva privilegiando la strada dell'umiltà gioiosa e della comunicazione catechetica. Veramente di questo dobbiamo essere non solo grati, ma cercare di seguirlo. E avrei anche un altro pezzo, se il Vescovo mi consente, perché io ho conservato, non so neanche poi perché, una lettera che Luciani mi ha scritto esattamente il 30 novembre del 1966. Un bel po'. E cosa succedeva? Che io ero stato invitato a insegnare in seminario dopo 3 anni di insegnamento al Dante e Don Luigi Martin, direttore del Dante, voleva che continuassi anche al Dante. Allora insegnare in seminario e anche al Dante, insomma, era un po' pesante. E mi sono andato un po' a dire le mie al Vescovo. E mi scrive una letterina, che conservo, e dice alla fine, mi dice no, assumi anche il Dante e resti cappellano a San Pietro e Paolo. Ma insomma, non è quello che desideravi, forse. Non è quello che accennavi, vederci chiaro. Ma diceva Santa Teresa, i nostri avversari sono spesso i nostri desideri. Una bella tiratina, eh? Quanto a vederci chiaro, chi lo può avere? Per noi sacerdoti, specialmente, la norma non è essere noi a pilotare la nostra vita, ma lasciarci pilotare. Noi sacerdoti si è identificato con la nostra missione. Perciò noi preti, ma anche il vescovo, E quanto alla salute poi aggiunge, confidiamo. Perciò io non posso che ringraziare Luciani di questa maniera così nobile, delicata e soprattutto col sorriso di poter correggere me stesso e mi ha aiutato a fare un anno di scuola abbastanza impegnato, però sono ancora vivo. Grazie Signore. Tutto quello che abbiamo ascoltato di Luciani è stato possibile per grazia di Dio, come diceva lui. Dunque, ci mettiamo in piedi e preghiamo insieme il Salmo 127. Lo facciamo a cori alterni. Le voci femminili iniziano e poi ci alterniamo con le voci maschili. Sei, Signore, invano faticano i costruttori. Sei, Signore, non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare. Voi che mangiate un pane di fatica, al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Ecco l'eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del greco. Come frecce in mano a un guerriero, sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare insieme
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore. Come ha spiegato Don Andrea, ci siamo orientati, abbiamo scelto di coniugare per la veglia di preghiera di questa sera la preghiera di inizio dell'anno pastorale che ormai da tanti anni facciamo, con una memoria e un ringraziamento per la beatificazione di Papa Luciani, il beato Giovanni Paolo I. È stata una scelta per certi aspetti, diciamo così, obbligata, ma tutt'altro che forzata, opportuna, direi. Perché? Perché Monsignor Albino Luciani è stato uno che concretamente, abbiamo sentito anche queste testimonianze, concretamente si è sforzato di camminare insieme. Insieme a chi? Insieme con la sua Chiesa, con la Chiesa universale, ma anche la Chiesa che l'ha generato, di Belluno, che l'ha visto vescovo Vittorio Veneto, Venezia, e poi certo la Chiesa universale ha camminato insieme con la sua Chiesa, insieme con la sua gente. Tutti lo ricordano con questa semplicità, immediatezza, affabilità con cui sapeva incontrare tutti, da persone più in alto nella scala sociale alle persone più semplici, insieme con le persone che incontrava. Mi è sempre colpito, ad esempio, quanto la sua esperienza familiare abbia segnato la sua spiritualità, la sua cultura, il suo modo di vivere il cristianesimo per tutta la vita. Frequentemente, ricordando la sua fede, la sua esperienza, diceva: sulle ginocchia della mia mamma ho imparato, mia mamma mi ha insegnato, anche una delle letture che abbiamo letto, mia mamma mi diceva quando ero grandetto. Ma è molto presente nell'esperienza di Papa Luciani e nella sua spiritualità anche la figura paterna, pur avendo fatto scelte diverse rispetto alla sensibilità religiosa di suo padre, che, da quanto dicono, non frequentava molto la Chiesa, fu segnato
tuttavia, per sempre dalla sua sensibilità sociale, di lavoratore emigrante, di uomo molto sensibile alla giustizia e all'attenzione verso i più poveri. A questo proposito pensiamo al rapporto che Monsignor Luciani ebbe con il mondo del lavoro. Certo, lui stesso aveva falciato col faldin, però aveva sperimentato nella sua famiglia la durezza del lavoro, l'importanza di un rapporto di giustizia con i lavoratori. Un rapporto che ha avuto col mondo del lavoro certamente condizionato da questa sua esperienza familiare. Quel villaggio, quel mondo che è il mondo del lavoro, l'ha visto partecipe, coinvolto. Ha camminato quindi insieme con la sua famiglia, ma ha camminato per certi aspetti ancora di più insieme con quell'altra famiglia che ha fatto totalmente sua, la Chiesa. Pensiamo alla sua esperienza riguardante il concilio. Monsignor Luciani non era un rivoluzionario e tuttavia ha saputo lasciarsi mettere in questione mettendosi al passo con le indicazioni conciliari e spiegandole con puntualità e passione agli altri in modo che loro stessi camminassero con il passo della Chiesa. Ha camminato insieme con la sua diocesi nei momenti gioiosi, ma anche nei momenti difficili, che non sono mancati. E potremo continuare. Nostro patrono, ormai ufficialmente, è da qualche giorno il Beato Giovanni Paolo I, nostro patrono, ma anche nostro esempio e nostro stimolo, anche in quell'impegno ad attraversare città e villaggi a cui ci invita il testo I Cantieri di Betania, che è frutto della riflessione fatta nello scorso anno da tutte le diocesi, anche la nostra. Attraversare città e villaggi per ascoltare, per narrare, per servire, fondati sulla parola. Attraversare cioè ambienti, situazioni, ambiti di vita nei quali siamo collocati come persone che vivono in questo tempo e non nel Medioevo o in epoca romana, in questo tempo lasciandoci interpellare, lasciandoci coinvolgere, imparando ad ascoltare e a dialogare per annunciare il Vangelo, narrando la nostra esperienza, l'esperienza della nostra relazione con Gesù. Beato Giovanni Paolo I, ti preghiamo, intercedi per la nostra Chiesa, accompagnala con la tua preghiera e la tua intercessione in quel cammino sinodale che in sintonia con la Chiesa italiana e col desiderio di Papa Francesco stiamo percorrendo. Aiutaci a non avere paura delle nostre debolezze, delle difficoltà che incontreremo, ma a confidare sempre nell'aiuto del Signore che con la sua potenza sa scrivere cose importanti su quella polvere che siamo noi, per usare un'immagine cara a Papa Luciani. Insegnaci a credere e a praticare quella virtù dell'umiltà che è condizione indispensabile non solo per la fede, ma anche per la vita e la comunione ecclesiale.
Avete ricevuto all'ingresso in chiesa la lettera del nostro vescovo Corrado. Se non l'avete ricevuta, ce ne sono sicuramente alcune copie anche quando uscite. È una lettera che introduce e accompagna il percorso dell'anno pastorale che stiamo iniziando. Un percorso attraverso città e villaggi. È importante quel termine attraverso, quella parola attraverso, perché ci dice che le parole del Vescovo che leggeremo sono un invito ad attraversare i tempi e gli spazi di ogni giorno, quelli della quotidianità, della normalità, per scorgervi lo straordinario e il buono che Dio fa nascere e crescere continuamente nello Spirito. Attraverso dunque. Attraverso perché non ci può essere dialogo tra le persone se ci si mette solo a fianco o si rimane lontano o ci si muove come estranei rispetto al mondo o addirittura sorvolando la concretezza. È necessario attraversare il quotidiano, o meglio starci dentro come già siamo, con la serenità dei discepoli di Gesù che sono consapevoli di avere molte cose in comune con chi incrociamo sul cammino di vita. Se volessi evidenziare qualche caratteristica di fondo della lettera, vi posso solo dire che la lettera comincia descrivendo il contesto e il cammino fatto finora dalla nostra diocesi dentro il cammino sinodale di tutta la Chiesa italiana. Ed è proprio in questo contesto che capiamo la scelta della nostra diocesi di proseguire insieme a tutte le diocesi italiane il cammino del Sinodo. Nello stesso tempo, nella seconda parte della lettera, si capisce anche la decisione di condividere le priorità che la Chiesa italiana ha scelto per questo secondo anno del cammino sinodale. Ecco, queste priorità sono state chiamate cantieri. Il cantiere della strada e del villaggio, il cantiere dell'ospitalità e della casa, il cantiere delle diaconie e della formazione. Ecco, sull'opuscolo dove c'è la lettera, al termine, si trovano ben definiti e spiegati questi cantieri, queste priorità. Infatti viene riportato l'intero documento della Conferenza Episcopale Italiana. Accompagna allora questa scelta dei cantieri anche un'icona biblica, sempre condivisa con tutta la Chiesa italiana, ed è l'icona di Gesù in casa di Marta e di Maria. Sempre nell'opuscolo avete trovato una bellissima immagine con la preghiera del Vescovo dietro, ed è proprio Gesù in casa di Marta e Maria. La terza parte della lettera riporta quello che la nostra diocesi ha scelto di approfondire rispetto ai cantieri proposti, sia a livello diocesano, sia a livello di parrocchia e di unità pastorale. Per cui per ogni cantiere veniamo invitati a farci promotori di ascolto verso alcuni destinatari e situazioni particolari. Insomma, la lettera, in modo speciale in questa parte, è un vero, pressante, accorato invito del Vescovo, soprattutto ai rinnovati organismi di partecipazione ecclesiale, cioè i nuovi consigli pastorali, ma non solo, a farsi promotori di questo stile di ascolto fondato sulle storie di vita da narrare e da condividere. Ma come dicevo, in realtà questo invito è rivolto davvero a tutti coloro che vorranno generare e dare tempo per un gruppo di ascolto. La realizzazione di quello che il Vescovo nella lettera ci chiede è nelle nostre mani, nelle mani di ciascuno. Non troviamo una pappa pronta, però troviamo gli ingredienti da mettere insieme e da lavorare con sapienza per cogliere davvero l'occasione che ci viene data di generare spazi e tempi di ascolto, sia con quelli che già fanno parte e sono parte attiva della comunità, ma anche con chi sta solo aspettando il nostro invito a sedersi intorno a un tavolo e a raccontare e ad ascoltare.
La lettera dunque ci invita a fare buon uso di quella che si chiama anche oggi creatività pastorale, per trovare strade anche inusuali, nuove, diverse, per camminare insieme nella comunità. Ecco, forse qualcuno si sente magari un po' arrugginito nella creatività e ha bisogno di un piccolo innesco per accendere l'entusiasmo e l'intraprendenza. Ecco perché nell'ultima settimana di settembre uscirà un sussidio di accompagnamento a questa lettera. Un piccolo sussidio che riporterà suggerimenti, esempi, piste per dare corpo e per rendere concreti gli inviti che la lettera pastorale ci dà. Voi dite, non potevate darcelo stasera? Non è pronto, si sta per terminare. Ma il sussidio avrà questo titolo: Attraverso città e villaggi in ascolto. Il contenuto infatti desidera offrire idee e spunti perché una comunità parrocchiale, religiosa, eccetera, eccetera, o una comunità di famiglie possa creare spazi di narrazione e di ascolto. Ascolto di ciò che la vita quotidiana ci consegna come indicazione per camminare nel migliore dei modi. Il sussidio verrà presentato in 2 serate, il 27 e il 28 settembre, a San Demiano e a Oderzo, ma sarà distribuito anche prima in altri modi e si troverà inserito anche in un numero del giornale diocesano L'Azione. Rimanendo seduti su questo cammino che ci sta davanti, invochiamo l'aiuto del Signore e a dei solisti che leggeranno questa preghiera rispondiamo insieme nel canto. Ci rivolgiamo a te, Beato Giovanni Paolo I, in semplicità di cuore e con fiducia. Come a Pietro sulle rive del lago, il Signore Gesù si è rivolto a te con la sua chiamata d'amore e ti ha coinvolto nella sua missione di salvezza. Tu hai corrisposto sulla via dell'umiltà, virtù a cui ti sei affidato e da cui ti sei lasciato formare, per poter donare con gioia la tua vita. Egli ti ha chiamato ad assumere il ministero apostolico di Pietro e così hai iniziato a custodire e accompagnare la Chiesa nella sua comunione universale. Il tuo sguardo sorridente ha raggiunto uomini e donne, bambini e anziani
che ovunque nel mondo hanno potuto accogliere il dono della tua genuina fede, della tua gioiosa speranza e della tua premurosa carità, testimoniate con limpidezza e profondità nel tuo insegnamento. Ti chiediamo di aiutarci a perseverare sulle strade del Vangelo, per diventare, come discepoli e discepole del Signore, sale della terra e luce del mondo. Accompagna il cammino sinodale della Chiesa e aiuta l'umanità a superare divisioni, ingiustizie e guerre, per realizzare il sogno di essere fratelli e sorelle sulle strade della storia, riconciliati con questa terra piena delle creature di Dio. La parola è la testimonianza di vita con cui tu hai fatto conoscere il mistero di Dio e con cui hai spezzato il Vangelo in semplicità e verità, possano rafforzare e illuminare il nostro cammino di fede. Siano di sostegno a quanti attraversano situazioni di prova e di difficoltà, arrechino sollievo a chi è nella sofferenza e nella malattia. Intercedi per tutti, affinché possiamo accogliere la misericordia di Dio e condividere sempre e ovunque il suo frutto di salvezza. Amen. In piedi raccogliamo tutte le nostre intenzioni di preghiera con la preghiera del Vescovo Corrado per l'anno pastorale. La recitiamo insieme. Signore Gesù, nostro unico e vero Maestro, insegnaci a camminare sulle strade e nei villaggi, dove abitano i fratelli e le sorelle, con i quali condividiamo il pellegrinaggio di questa nostra esistenza. Fa che anche noi, come hai fatto tu, non ci sottraiamo all'ascolto, al dialogo e alla prossimità, ma con rispetto e simpatia cogliamo le attese e i desideri presenti nei loro cuori e diventiamo capaci di offrire con umiltà e coraggio le ragioni della nostra speranza. Aiutaci a far crescere sempre più nelle nostre comunità cristiane quel volto bello di famiglia in cui tutti si sentano accolti e partecipi e ognuno possa dare il meglio di sé per il bene di tutti. Signore e Maestro, aiutaci a custodire il primato di ciò che dà senso e significato al nostro fare quotidiano ed è il mistero della tua persona,
nella relazione intima e profonda con te e con la tua parola, che è spirito di vita. Aiutaci a cercarti e a non stancarci di bussare al tuo cuore. Così troveremo te, Signore, l'unico necessario. Amen. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio infinito amore, che nel tuo popolo pellegrino sulla terra manifesti la bellezza della Chiesa, concedi a questa tua famiglia di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace, perché con l'esempio e l'insegnamento del Beato Giovanni Paolo I possa crescere nell'ascolto del Vangelo e nel rendimento di grazie per divenire luce del mondo e presenza di Cristo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima di concludere con la benedizione solenne questa veglia, permettetemi di ringraziare coloro che l'hanno preparata, Don Andrea, con i suoi collaboratori, chi l'ha anche resa bella, il coro che ci ha accompagnato con il canto, voi tutti che avete pregato con fede e devozione, e anche i 3 interventi molto belli che hanno commentato la caratteristica, la qualità del Papa Luciani in rapporto con i 3 cantieri di villaggi, strada e villaggi, casa, ospitalità, diaconia e formazione. Ringrazio anche i responsabili degli uffici pastorali diocesani, perché questa lettera che ho scritto non l'ho fatta da me, inventandomela, ma l'ho fatta grazie anche al lavoro di 2 giornate, pensate, il 4 e 5 luglio, il caldo che c'era, ci siamo trovati a Follina 2 giorni, proprio per vedere come concretizzare le indicazioni che ci venivano dalla Conferenza Episcopale Italiana per la nostra diocesi. E poi non solo hanno dato contributo, ma si sono impegnati a preparare quel sussidio di cui ha parlato Don Andrea e che uscirà fra poco e che sarà ricco di proposte, di offerte che non sono delle gabbie, ma delle piste offerte alla creatività poi che delle varie parrocchie o unità pastorali che le concretizzeranno. Quel testo conterrà anche, quel sussidio, una esegesi, una lezio sulla lettura del Vangelo di Marta e Maria, che non c'è nella lettera, ma sarà presente nel sussidio. Un ultimo pensiero, pensavo, nostro patrono, ho detto anche nell'omelia, abbiamo anche altri patroni, abbiamo Padre Cosma, non dimentichiamolo, qualche mese fa abbiamo celebrato solennemente la sua beatificazione, Padre Cosma Spessotto, martire in Salvador. E poi, ecco, anche se non è stata dichiarata beata, ma Suor Maria de Coppi, che è morta martire, non si può dire altro, quindi abbiamo davvero un anno straordinario, dolori, perché la morte di una persona uccisa in maniera truce e barbara non è una cosa bella, però la testimonianza e la fede e la carità con cui ha vissuto ed è giunto a questo momento sono una cosa veramente che ci lascia stupefatti e riconoscenti al Signore e allo Spirito che l'ha sempre animata e a lei che ha corrisposto. Quindi abbiamo davvero un anno
in cui siamo sostenuti, come dice la lettera agli Ebrei, da una moltitudine di testimoni che ci incoraggiano e ci dicono: guardate che ci sono tante fatiche, ci sono momenti di prova, la Chiesa non vive sempre momenti. Ecco, però guardate che è possibile camminare insieme. Ecco, credo che sia importante sentire questi testimoni che ci sostengono e ci incoraggiano. E siamo una moltitudine anche stasera, perché siamo quasi 400, quindi ci ringraziamo per questa preghiera fatta insieme che ci dà entusiasmo. A me l'onore di ricordare che in fondo alla chiesa ci sono delle scatole. Ogni scatola corrisponde ad una unità pastorale e in queste scatole ci sono diverse copie della lettera pastorale, la locandina con l'immagine di questo nuovo anno, i diversi cartoncini con l'immagine biblica e la preghiera del Vescovo. Nelle stesse scatole c'è il materiale della scuola di preghiera dei giovani, della scuola di formazione all'impegno politico e sociale. Ecco, il compito che vi affidiamo è quello di portare nella propria unità pastorale questa scatola. Sempre in fondo alla chiesa trovate anche a soli 3 euro un numero monografico su Albino Luciani. È la rivista Luoghi dell'Infinito, quello bisogna fare una offerta responsabile di 3 euro. E sempre in fondo alla chiesa potete prendere gratuitamente copia del settimanale L'Azione oppure acquistare il libro Albino Luciani, un vescovo di Vittorio Veneto, fresco di ristampa. Ho finito gli avvisi parrocchiali e riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare il beato Giovanni Paolo I, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato nel beato Giovanni Paolo I la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che nel beato Giovanni Paolo I ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Buona serata a tutti e buon ritorno a casa.